Allora, partiamo adesso da lei, Sindaco, perché tante cose sono venute un po' a galla. Il problema è essere sempre competitivi, attrattivi, perché da un lato ci sono i negozianti che devono fare la loro parte, ci dovrebbe essere questa figura di manager che in qualche modo coordina, magari anche crea situazioni, eventi, però il Comune deve riuscire ad essere competitivi in un contesto non facile, perché voi vi trovate all'imboccatura in qualche modo, all'imbocco della Riviera del Brenta, e tra l'altro l'associazione proprio dei commercianti tante volte ha cercato di rilanciare tutta l'area della Riviera del Brenta anziché polarizzare su Venezia, per esempio. Quindi c'è da pensare. Decisamente bisogna mettere in atto tutta una serie di politiche. Prima di tutto non bisogna più pensare che finito il proprio ambito territoriale finisce il mondo. Se è mai valsa sta regola, che forse non è mai valsa, però tanti sindaci è vero che vedono il loro vero che mondo. c'è un po' sta difesa del proprio fortino. E invece io sono convinto, ma sento che ormai anche tutti i colleghi sono convinti che non si andrà più da nessuna parte. E questo non significa che a priori la strada migliore siano solo le fusioni, cioè fare un comune più grande di 2 o 3 realtà più piccole. Non è nemmeno detto che sia questa la strada. L'importante è che le realtà si parlino e su alcuni temi facciano attività comune. Ecco che ad esempio per quanto riguarda la Riviera del Brenta noi ci siamo inseriti, pur essendo in un'altra provincia, sul sistema dei percorsi lenti in bicicletta e a piedi, perché riteniamo che sia, come dire, conseguente al nostro stare vicino alla Riviera del Brenta. Ma poi proprio per questo motivo sappiamo anche di avere un ambiente che è una caratterizzazione architettonico-ambientale che è di pregio, con in particolare l'acquisizione da 1 anno e mezzo, 2 a questa parte, di una villa storica patrizia che è insita al nostro comune, che non era di proprietà dell'ente, che invece adesso è ritornata nel patrimonio dell'ente, e lì abbiamo in mente di fare tutta una serie di iniziative, anche di mostre significative, proprio perché questo pensiamo possa essere un volano per tutte le attività che ruotano attorno alla cultura in genere e, perché no, anche quindi al commercio. È di tutta evidenza che negli anni in cui abbiamo partecipato noi periodicamente con una delle nostre emergenze ambientali o architettoniche, partecipiamo alla giornata del FAI. C'è stata una delle ultime occasioni, qualche anno fa ormai, perché per routinario cambio di destinazione, abbiamo aperto al pubblico Villa Valmarana, c'erano le file quasi inconsuete, pur noi pensando di avere un bel sito, ma non tale da pensare che potessero arrivare migliaia di persone. Però ricordo con molto favore che in quel giorno e mezzo, perché poi l'apertura era di 2 giorni, c'è stato un riscontro anche da parte dei commercianti di una vitalità insperata. Ecco, questo ci deve far pensare che ci devono essere dei momenti significativi durante l'anno. Ricordavamo prima la nostra fiera. La fiera noi pensiamo che porti qualche disagio al commercio stanziale, ma se vissuto invece con l'ottica di saper promozionare quello che hai per gli altri 363 giorni all'anno, allora quei 3 giorni di fiera sono qualcosa in cui spendersi in maniera significativa, stando tutti dalla stessa parte, quindi amministrazione, commercianti, ambito sociale. Se tutti hanno un unico fine, io penso che nel breve o nel medio i risultati arrivano. Assolutamente, questo è importante. Perché a volte i negozianti non vedono di buon occhio appunto questi eventi un po' così, tra virgolette, popolari, le classiche bancarelle e tutto, quasi che portassero via loro qualcosa, quando in realtà sono target diversi, però tu con l'occasione della bancarella vedi magari quel negozio interessante che vende scarpe anziché abiti, oppure la macelleria di qualità effettivamente, che poi ci puoi tornare, no? Allora, che cosa c'è che anche con Padova, perché poi Padova è la stessa cosa, sì, non andiamo neanche. Allora, diciamo che sono delle situazioni diverse, nel senso che ci sono dei negozi che non sono concentrati all'interno della piazza, per cui ben poco beneficiano di quell'evento specifico. Io faccio parte, per fortuna o purtroppo, di quella zona che beneficia poco della visibilità portata dalla Fiera di Noventa, anche perché, e su questo da cittadina ritengo sia stata una cosa esemplare, l'arrivo del trenino che porta le persone direttamente in sagra. Noi assolutamente, le vetrine nostre non vengono neanche viste, mentre un tempo creavano parecchia confusione
l'avvento di questa gente in passeggiata, però anche i nostri negozi erano visibili. Allora, principalmente i negozi del centro non vivono bene questa cosa, perché le persone entrano, non comprano, fanno confusione, non vanno sicuramente a vedere i negozi con l'intenzione di acquistare, bensì di fare il classico giretto, perché tutto sommato la concentrazione è legata a vivere la giornata della fiera. Però, come appunto ha detto lei, effettivamente è una grande vetrina. Infatti uno dei motivi che ci ha portato anche noi come distretto del commercio a creare una vetrina all'interno del padiglione del... Abbiamo chiamato un expo, expo. piccolo. Noi del gruppo ci siamo appunto presi questo spazio e abbiamo esposto ognuno un piccolo prodotto, proprio per far vedere che ci siamo anche noi, perché effettivamente in quel momento lì viene data visibilità solo alle bancarelle o quant'altro, ma anche quello è un modo di promuoversi. Sicuramente si potrebbero fare anche delle altre iniziative, si potrebbero creare anche per noi delle piccole bancarelle all'interno della fiera durante appunto questi 4-5 giorni, che portano un'infinità di persone. Però siccome dappertutto non ci possiamo stare, mi dispiace, perché effettivamente anch'io ritengo che sarebbe molto importante farsi vedere in queste occasioni. Il problema è un altro, che il territorio di Noventa non è concentrato nella piazza. Ci sono delle attività commerciali che vanno da Noventana a Oltre Brenta o addirittura anche via Valmarana, che non possono mai beneficiare di questi eventi perché sono tagliate fuori. E sarebbe questa la nostra intenzione, di fare in modo che anche queste attività che non sono concentrate lì potessero in qualche modo avere più possibilità di essere visibili. Assolutamente, questo è un po' un problema. Non è facile. Leggiamo un attimo il messaggio che è arrivato, perché a posto, adesso chiedo a lei la soluzione, anche se non è manager di distretto. Buongiorno a tutti voi. Volevo solo dirvi che il Veneto è un esempio di capacità distrettuale economica a tutti i livelli. Il problema è che ci vorrebbe maggiore autonomia senza tutti i vincoli imposti da fuori, e staremo molto meglio. Questa è una domanda anche politica. Meglio, sì. Segretario regionale del PD. Allora qua apriamo un'altra dinamica. C'è da lavorare, no? C'è da lavorare in tutti gli ambiti, in tutti i livelli. La burocrazia obiettivamente in certe situazioni, in certi momenti diventa un fortissimo freno. Io penso che bisognerà anche mettersi a un tavolo e ripensare i rapporti tra le istituzioni, mediandoli con le istanze che vengono portate ad esempio dei corpi intermedi, dei sindacati di categoria. La burocrazia non nasce di per sé come un vincolo, nasce per cercare di fare le cose nel miglior modo possibile, però in alcuni casi lo diventa un vincolo. È altrettanto vero che adesso io non ricordo bene l'affermazione che veniva fatta. No, si puntava su una maggiore autonomia anche decisionale regionale per quel che riguarda l'attività del commercio. Qui ci allacciamo al discorso della liberalizzazione che c'è stata con Monti e che tutto quel filone che si sta accompagnando con tante ripercussioni. Allora, qui nel ruolo politico mi sento di dire che ad esempio il tema dell'autonomia del Veneto è stato caldeggiato dai più, è stato in parte ottenuto in maniera adesso formale, deve arrivare alla fase del sostanziale, e quindi con le materie delegate. Tra queste non escludo che nell'ambito del commercio ci possano essere dei filoni in cui noi siamo obiettivamente più propensi a gestirci direttamente la funzione, quando magari in altre regioni gestiscono maggiormente altre materie. Questo perché io ritengo che il nostro Stato unico e unitario debba però garantire un'autonomia differenziata, a maggior ragione in questi ambiti. La prossimità dell'approccio e del rapporto, abbiamo capito anche dalle istanze che sono immerse questa mattina, sono il sale di un buon rapporto politico-istituzionale. Adesso non la sto buttando in termini partitici.
perché vuol dire che stai come dire, evadendo alle istanze che ti chiede il territorio, e poi la filiera deve sapere come dire, fare sintesi per intervenire dal punto di vista normativo e sostanziale con interventi economico-funzionali. Assolutamente. Ravvisate anche voi, i distretti commerciali hanno fatto grandi il Veneto e il Friuli ed è di esempio per tutte le altre regioni. Che cosa ne dice a questo riguardo? Sono d'accordo. Ma relativamente a un discorso, e qui entra in gioco la grande distribuzione che è il grande competitor delle piccole realtà, perché tra l'altro il grande problema è questo, penso lo sappiate, non appena una realtà diventa attrattiva eccetera, immediatamente si insedia una grande realtà produttiva, che è il grande centro commerciale, insomma l'abbiamo visto ovunque, perché succede questo di fatto, ci sono strategie di marketing di grande respiro e i poverini che magari hanno fatto tanta fatica, i sindaci che sono politica, si trovano in queste situazioni. Poi non tutti i sindaci... Una battuta sulla liberalizzazione, posso dirlo, è stata una grande porcata a favore di pochi gruppi che governano la distribuzione, perché ci hanno venduto un aumento dell'occupazione, un aumento dei consumi, eccetera, ad esempio con la liberalizzazione degli orari, ma l'operazione che è stata fatta è stata quella di togliere alla piccola distribuzione per salvare la grande distribuzione senza aumentare l'occupazione, e non mi pare che i consumi grazie alla liberalizzazione siano stati aumentati. Viceversa, invece di liberalizzazione così, più che in senso generico, in senso di vendita di un qualcosa che ci dovevano vendere, si parlasse anche di una riforma comunque anche delle norme che governano il commercio anche da un punto di vista dei distretti, forse no, anche ne abbiamo parlato anche con i candidati in campagna elettorale di questa cosa. Ad esempio il modello inglese che cosa prevede? Prevede che appunto in queste aree, in questi distretti del commercio, se il 50+1% dei commercianti decide di adottare un piano rispetto agli obiettivi che si dà, tutti quanti contribuiscono al raggiungimento di quell'obiettivo attraverso una tassa di scopo, che è una tassa di scopo che viene gestita dal distretto stesso. Dopo un certo periodo si ritorna a votare questo programma e se uno ha lavorato bene continua il distretto, se no viene mandato a casa. Ecco allora che probabilmente servono riforme più di questo tipo, che sono anche riforme che si sostengono in qualche modo da solo. Che cosa abbiamo visto che è successo in alcune aree? La grande distribuzione è entrata a far parte dei distretti ed è quella che contribuisce di più. Ad esempio c'è la capitale delle Highlands, Inverness, che ha questo BID, lì si chiamano BID, mediamente i commercianti contribuiscono al BID, quindi al distretto, con una quota di 300-400 euro all'anno, il grosso gruppo commerciale contribuisce con 15.000 euro all'anno e in più costruisce la programmazione, gli eventi, le iniziative assieme ai commercianti. Ecco che allora lo strumento di legge non è solo di salvaguardia della grande distribuzione, ma diventa uno strumento per cui la porto con me e faccio in modo che anche quella serva per rafforzare anche tutto quello che ci sta attorno. Queste sono le riforme di cui abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di aprire la domenica, il Natale o il Santo Stefano. Sì, se mi è permesso, volevo precisare una cosa. È vero anche che noi che appariamo in pubblico dobbiamo avere questo impegno nei prossimi anni. Cioè, la richiesta della liberalizzazione sugli orari era diventata una specie di mantra, sembrava che, non so se... Cioè abbiamo... l'opinione pubblica a quel punto era tutta coincidente che bisognasse farlo. Poi in realtà se vai a vedere nello specifico ti rendi conto che sono più i disvalori del plus che porti. Quindi bisogna educare l'opinione pubblica, questo mi sento di dire. Altrimenti certe volte ci sono delle sparate che sono poi enfatizzate, tipo la chiusura, cambio argomento, insomma le province, da togliere le province. Poi ci accorgiamo che i ponti vanno manutentati, che gli istituti scolastici, però c'è stato un periodo storico in cui tutti dicevano che avremmo risolto l'ammanco di risorse pubbliche per lo Stato togliendo le province. Non era vero? Non so se... infatti, vabbè. Allora, torniamo insieme, andiamo in pubblicità di nuovo, pochi secondi.